Polesine, carico di braccianti agricoli stranieri, finisce in un canale a Chioggia. In 6 riescono a salvarsi, trappola mortale per 2 lavoratori e l'autista, il cordoglio del sindaco, la rabbia dei sindacati. Inchiesta sulla morte del bimbo di 6 anni travolto dal muletto guidato dal papà nel parcheggio dell'azienda di famiglia, comunità sconvolta a Sedico dove la nonna è assessore. Il sindaco cancella le manifestazioni previste in paese. Tenta di avvicinare un bimbo in auto in attesa del padre invitando a seguirlo, ma il piccolo urla e lo mette in fuga. Inquietante episodio a Montegrotto, i carabinieri sulle tracce di un 50enne. Antivirus scatta, la sorveglianza attiva anche in Veneto. Cittadino sudafricano in isolamento a Padova ha viaggiato nello stesso aereo di una donna poi morta nella nave focolaio. Ieri la protesta anti-Israele, oggi quella dei radicali contro Putin nel padiglione Russia, la manifestazione nel giorno di apertura del pubblico della Biennale, lunghe code di turisti. Ho semplicemente aiutato un'amica in difficoltà, parla la 17enne di Chioggia che ad Asiago ha salvato una compagna di classe colpita da crisi epilettica sul bus. Sempre più festa alpina, la 97esima adunata nazionale di Genova, voci e racconti delle penne nere su Antenna 3 dalle 21:15, la serata con i cori, domani dalle 7:30 la diretta non stop dello sfilamento. E prima il corteo acqueo in Canal Grande, poi l'abbraccio con città e tifosi in piazza San Marco, la festa del Venezia promosso in Serie A. Buonasera, bentrovati, eccoci con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che parte dalla tragedia che si è consumata all'alba a Chioggia. Un minivan partito dal Polesine carico di braccianti agricoli stranieri è uscito di strada ed è precipitato in un canale a San Lino. 3 le vittime, abbiamo raccolto il cordoglio del sindaco e la rabbia dei sindacati. 3 giovani hanno trovato la morte all'alba mentre andavano a lavorare, intrappolati in un furgone uscito di strada e finito dentro al canale di fronte all'idrovora di Calino a Chioggia. Erano in 9 su quel minivan partito da Rodigino, tutti di origine marocchina. 6 sono riusciti ad uscire dal mezzo. Per 3 di loro non c'è stato nulla da fare. I loro corpi sono stati recuperati durante l'intervento dei vigili del fuoco con il nucleo regionale dei sommozzatori. Uno aveva 33 anni ed era al volante del furgoncino. Gli altri sono 2 braccianti agricoli di 25, 2 residenti a Cavarzare, 1 a Portoviro. L'allarme era stato lanciato alle 6:30 del mattino da un passante. Io ovviamente sono stato avvisato dai carabinieri che era successo questo incidente. Il primo pensiero ovviamente alle vittime, perché mi hanno detto che erano decedute 3 o 4 persone perché si dovevano ancora immergere i vigili del fuoco. La perdita di carburante dal mezzo finito fuori strada ha reso necessario un intervento anti-inquinamento del consorzio di bonifica Delta Po. Strada Margherita è stretta e soprattutto piena di curve. Quella dell'uscita di strada è addirittura a 90 gradi. Il minivan ha sfondato un muretto ribaltandosi e precipitando in acqua. 3 uomini che lavoravano con sacrificio e dignità hanno perso la vita in modo drammatico, ha scritto il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, lasciando sgomento e tristezza nell'intera comunità. Oggi purtroppo è successa questa cosa, magari l'hanno percorsa anche tante volte questa strada, però è stata fatale questa fuoriuscita dal mezzo. 3 lavoratori morti in un fossato all'alba su un furgone, diretti chissà dove a fare chissà cosa, senza nome e non sappiamo con quale contratto, hanno scritto in una nota Daniele Giordano e Alessandra Frontini, segretari generali della CGIL e della Fly CGIL di Venezia. Questo è quello che il sistema produce e che ogni tanto, quando va storto, ci mostra nella sua brutalità. Durissima anche la CISL. Qui il tema centrale è un altro. Sono le condizioni di lavoro, la sicurezza, la regolarità dei trasporti e la dignità delle persone coinvolte. La consigliera regionale Dem Monica Sambo chiede che si faccia piena luce su quanto accaduto, chi erano queste persone, in che condizioni lavoravano, come erano stati reclutati e trasportati. Non deve restare nessuna zona d'ombra. La UIL ricorda che i morti sul lavoro quest'anno in Veneto sono già quasi 40, un numero inaccettabile. Per noi è una forte vicinanza alle famiglie, a loro, e capire che di lavoro non si può continuare a morire. Da una tragedia a un'altra, non solo Sedico, non solo la provincia di Belluno, attoniti per la tragedia che ha tolto la vita al piccolo Lucas di 6 anni, travolto dal muletto guidato dal padre, inchiesta della procura sulla dinamica. C'è una calma irreale lì dove ha perso la vita Lucas De Marca, di appena 6 anni. A togliergli la vita il muletto guidato dal padre Gabriele, 39 anni, nel cortile antistante l'azienda di famiglia.
Il luogo è stato perimetrato e posto sotto sequestro da Spiser e forze dell'ordine. Un pallet copre il luogo della tragedia, sotto si trovano probabilmente delle tracce ematiche. Al momento dell'incidente in azienda c'era anche il nonno del bambino, Franco De Marca, marito di Daniela Piccoli, che è assessore comunale. Poco dopo la tragedia e poco prima che arrivassero i nonni materni, per cercare di dare sostegno a Jennifer Angoletta, madre del bambino e che lavora anche lei in azienda, è arrivata una zia paterna. Mi hanno chiamato per consolare la moglie di Gabriele, che non mi ha saputo, ho chiesto anch'io come erano andati i fatti, non mi ha saputo dire niente perché sotto shock. E poi lei stessa mi ha detto: guarda che adesso arriva mia mamma, che sarebbe la nonna del bambino. Anche il nonno era dentro, non ha visto, erano 2 fratellini. E andava già a scuola Luca o sarebbe andato a scuola quest'anno? Sarebbe andato a scuola quest'anno. È dolorosa, è una tragedia, dispiace a tutti, è terribile, terribile. Ora tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti che, cominciando dal racconto del padre, dovranno fare chiarezza su quanto accaduto, anche se parrebbe, dalle prime ricostruzioni degli agenti di polizia intervenuti sul posto, che il bambino sarebbe stato accidentalmente investito verso le 18:30 di ieri dal muletto guidato dal padre. Orario e dinamica esatta dell'accaduto sono comunque ancora in fase di accertamento. Una comunità sconvolta nel profondo, a partire dall'amministrazione dove la nonna del piccolo Lucas siede in giunta. Il sindaco ha deciso di cancellare le iniziative e le manifestazioni previste nei prossimi giorni. Il parroco prega per la famiglia. La tragedia di Lucas ha colpito profondamente la comunità di Sedico, a cominciare dal sindaco, nella cui giunta siede proprio la nonna paterna del bambino, Daniela Piccoli, con le deleghe alle politiche sociali e alla sanità, sorella del senatore Giovanni Piccoli, eletto in passato in Parlamento nelle fila del centrodestra. A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Sedico desidero esprimere il più profondo e sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Lucas De Mark. In momenti come questo le parole appaiono insufficienti a colmare il vuoto lasciato da una giovane vita che si spegne così improvvisamente e tragicamente. Tutta Sedico si stringe in un abbraccio silenzioso e commosso alla famiglia De Mark e alla famiglia Piccoli del nostro assessore, condividendo un dolore che colpisce nel profondo il cuore della nostra comunità. Come segno tangibile di rispetto verso Lucas e di sincera partecipazione al lutto dei suoi familiari, informiamo che le iniziative e le manifestazioni previste sul nostro territorio comunale per i prossimi giorni sono state annullate o rinviate. È un atto dovuto affinché la nostra comunità possa raccogliersi nel ricordo e nella riflessione, onorando la memoria di questo giovane concittadino. Siamo vicini alla famiglia con tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà. Un momento difficile per la comunità, dove vita e morte si alternano in maniera inarrestabile. Il parroco di Sedico, terminata la cerimonia di un battesimo, ha voluto a sua volta rivolgere un pensiero a Gabriele De Mark e Jennifer Angoletta in questo momento di immenso dolore. Bisogna cercare di guardare in alto, di guardare avanti, perché il dolore può essere troppo pesante, ma c'è la vita che continua, c'è qualcuno che ci vuole bene, che vuole che andiamo avanti, c'è anche un altro fratellino da condurre avanti. Io credo davvero che si può cercare di non soccombere al dolore. Io auguro proprio di guardare avanti e di confidare in tutto il bene che ancora resta, perché anche se il dolore è immenso, e lo è per loro prima di tutto, ma anche per la comunità, c'è da investire ancora sul futuro. Lasciamo questo tragico episodio, andiamo a Montegrotto Terme con un fatto inquietante, il tentativo di avvicinamento da parte di un soggetto, forse un 50enne, di un bambino che era in auto in attesa del padre e lo ha invitato a seguirlo. Indagano i carabinieri.
Era in auto vicino alla stazione di Montegrotto, aspettava il papà che era sceso a prendergli un gelato. A 9 anni il bambino è avvicinato giovedì da un uomo che ha attirato la sua attenzione e gli ha chiesto se voleva seguirlo, invitandolo a portarlo a casa. Il bambino ha avuto la prontezza di riflessi di iniziare a urlare e di raccontare tutto al papà, che appena tornato ha presentato una denuncia ai carabinieri fornendo anche un identikit di quest'uomo. Sulla cinquantina, 1,80 m di altezza, barba corta, capelli bianchi. Le indagini sono state avviate e si avvarranno tra l'altro delle immagini delle telecamere numerose nella zona. Lo conferma il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello. Con i carabinieri esiste già un grande rapporto di collaborazione, grazie a una convenzione posta in essere hanno libero accesso a tutto il nostro sistema di videosorveglianza che soprattutto in quella zona è molto performante. Quindi chiunque abbia delle intenzioni poco nobili da svolgere nel nostro territorio stia molto attento perché prima o dopo viene scoperto. Un episodio che ha creato grande paura in città. Ci sono aspetta di giorno, di sera capita ultimamente che ci siano gente che scende dal treno e con la scusa che c'è il viale chiuso e quindi è più allettante andare verso il viale per questo tipo di gente, però di giorno e soprattutto con un bambino non ci se lo aspettava, ecco. Però sì, insomma, tra mamme ci siamo un po' mandate qualche messaggio di preoccupazione, soprattutto perché non è che l'aveva lasciato da solo, era più qui, insomma, a portata di occhi, ecco. Parliamo adesso di antivirus, scatta la sorveglianza attiva anche in Veneto. Un cittadino sudafricano si trova in quarantena a Padova. Si tratta di una persona che ha viaggiato nello stesso aereo di una donna poi morta nella nave Focolaio al largo delle Canarie. Invoca la massima precauzione il virologo Fabrizio Pregliasco. La natura continua a darci possibilità di rischio, noi a volte arriviamo in luoghi senza quella dovuta attenzione, ma quello che si sta vedendo adesso, seppur con un inizio un po' lento, è quello di un'interconnessione a livello internazionale appunto per bloccare la diffusione sul nascere. Rete che è scattata nelle scorse ore anche in Italia, Veneto compreso. Nella nostra regione si trova uno dei 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita una donna poi morta a causa dell'antivirus. Una delle vittime del focolaio scoppiato nella nave da crociera MV Ondius, che ora si trova al largo delle isole Canarie. Il passeggero, un cittadino sudafricano, è ora sotto stretta osservazione in quarantena a Padova. Era arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile scorso. La sorveglianza attiva è stata attivata dal Ministero della Salute, che ha trasmesso i recapiti alle regioni di appartenenza. Oltre al Veneto ci sono Campania, Toscana e Calabria, tutte chiamate ad attuare la sorveglianza nel principio di massima cautela. Il soggetto in quarantena a Padova gode di buona salute, riferisce il presidente della regione Alberto Stefani, e non avrebbe avuto un contatto ravvicinato con la donna, poi deceduta a causa del virus. Il rischio quindi è ridotto, assicura il governatore. Resta il quadro generale. Io sono ottimista in questo senso, che il focolaio probabilmente potrà crescere perché la malattia ha un tempo di incubazione lungo, quasi 2 mesi, però io credo che riusciremo con quella che è stata l'eredità del Covid a governare e a gestire questo problema. L'antivirus può provocare nefriti e sindromi polmonari letali, ma al momento, assicura lo stesso virologo Fabrizio Pregliasco, non si intravede una nuova pandemia all'orizzonte, a patto di tenere altissimi i livelli di guardia. Precauzione, assolutamente precauzione, ipotizzando una situazione che io credo non sia quella reale, cioè di un rischio di una trasmissione interumana efficace. È vero, questa trasmissione interumana di questa variante Andes del virus antivirus è dimostrata, però è importante agire subito in modo precauzionale e limitare il focolaio all'inizio di quello che potrebbe essere una diffusione più ampia, ma che credo si riuscirà a evitare e sconfiggere. La Biennale di Venezia, adesso, ieri le proteste anti-Israele, oggi quella contro Putin e il padiglione Russia.
Le sirene antiaeree ucraine risuonano alla Biennale fino quasi a coprire la musica che viene diffusa a ripetizione dagli schermi piazzati fuori dal padiglione russo. Il flash mob di Più Europa vuole fare ascoltare a tutti i visitatori il suono che gli ucraini sentono da 4 anni, ha spiegato il segretario Riccardo Maggi, quello degli allarmi che annunciano i bombardamenti russi sulle loro teste. Ai manifestanti di Più Europa si erano appena aggiunti quelli di una manifestazione indetta dai radicali, che assieme a membri della comunità ucraina ha raggiunto i giardini partendo da San Marco. Non siamo né contro l'arte, tantomeno contro l'arte russa, siamo invece contro la censura di Stato e soprattutto l'uso politico dell'arte, perché la presenza della Federazione Russa in quanto tale alla Biennale non è apolitica, non è neutrale, è un ulteriore avanzamento di un'idea di mondo che non ci piace, perché è contro la democrazia e contro la libertà. E questo è un concetto ribadito inevitabilmente più volte di fronte alle dichiarazioni della Biennale che giustifica la presenza russa in nome della libertà dell'arte. L'arte non è libera in Russia, dove artisti dissidenti devono scappare se vogliono continuare a fare gli artisti, oppure uniformarsi al regime. Questo vogliamo dire a buttafuoco. L'arte oggi per la Russia è uno strumento di propaganda. Parole simili arrivano anche dal governo. Nelle stesse ore il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari ha definito la raffazzonata apertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia uno degli esempi più evidenti della gratuita visibilità concessa al regime putiniano. I fronti aperti sono parecchi. Meno di 24 ore prima una manifestazione di solidarietà alla Palestina e contro la presenza di Israele alla Biennale aveva vissuto momenti di tensione durante un tentativo di forzare il blocco delle forze dell'ordine. Ma in realtà la protesta era già dentro la Biennale, con diversi padiglioni chiusi per lo sciopero dei lavoratori della cultura solidali con la causa. Uno dei tanti aspetti unici di questa edizione, iniziata senza una cerimonia d'apertura, senza il ministro della cultura e anche senza giuria internazionale che si è dimessa in blocco. Il Leone d'Oro e il Leone d'Argento saranno assegnati dai visitatori, una cosa che a Venezia non manca mai. All'apertura dei cancelli, che alle 11 ha dato il via alla Biennale, c'era mezzo chilometro di fila ai giardini e circa 200 metri all'Arsenale. Ora una bella storia invece che ci porta tra Asiago e Chioggia e ha come protagonista una studentessa di appena 17 anni. Stavamo andando a scuola e a un certo punto una ragazza si è iniziata a sentire male, io ho riconosciuto subito i sintomi di una crisi epilettica, allora sono uscita dai sedili, sono andata verso di lei nel corridoio del bus e l'ho messa subito in posizione di sicurezza così da essere sicuri che non si soffocasse appunto. Poi ho coordinato 2 ragazzi, una ragazza di chiamare gli educatori per farli arrivare con il farmaco e invece un ragazzo di chiamare l'ambulanza, infatti dopo poco, dopo 15 minuti è arrivata e la ragazza adesso sta bene, è a casa. L'importante appunto era quello e mi hanno ringraziato anche i medici di Asiago perché hanno detto che sono stata brava a metterla in sicurezza, infatti non ha riportato nessun trauma e sta bene. Sangue freddo e concentrazione, è così che la 17enne Matilde Armelao, studentessa al Rigonistern di Asiago e figlia del sindaco di Chioggia Mauro Armelao, è riuscita a soccorrere una compagna mentre si trovavano sullo scuolabus per raggiungere l'istituto superiore. Una prontezza di riflessi che le ha permesso davvero di fare la differenza. Fondamentali anche le conoscenze acquisite durante un corso sulla sicurezza fatto in un campo scout quasi per caso, ma qui al caso non è stato lasciato proprio nulla. Ho avuto un secondo per dire ok, devo darle una mano perché sennò stava male e non ho pensato in realtà ad altro, mi sono concentrata solo su di lei, infatti non mi sono accorta quello che stava succedendo intorno, io pensavo solo a lei che stesse bene. Ho pensato solo ad aiutare una coetanea, dice la studentessa Chioggiotta, che si divide tra la scuola e gli allenamenti di pattinaggio artistico allo stadio del Ghiaccio di Asiago, ma il suo gesto non è passato inosservato, tanto che anche il presidente del Veneto Alberto Stefani si è complimentato con lei attraverso un comunicato. Questa è una storia a lieto fine che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità, scrive il governatore. Matilde rappresenta un esempio positivo per tutti i suoi coetanei, dimostra quanto sia importante la capacità di trasformare ciò che si apprende in un aiuto concreto nei momenti di difficoltà. È palpabile la soddisfazione di Matilde. Sono contenta che gli sia arrivata voce, così da sapere che ci sono anche dei ragazzi bravi che fanno delle buone azioni.
E chi ne sa qualcosa di essere disponibili per gli altri sono gli alpini. Andiamo in diretta da Genova con Lucio Zanato e Alberto Pivetta. Festa che è entrata nel vivo, un sabato da 500.000 presenze e il bello deve ancora venire. Lucio? Sì, esatto, il bello deve ancora venire perché questa sera dalle 21:30 racconteremo la serata alpina di questa 97esima adunata nazionale di Genova e dietro di me potete solo vedere un assaggio di quello che è stata sostanzialmente il pomeriggio alpino. Adesso c'è un attimo di pausa, chiamiamola così, se pausa si può definire, perché fino a qualche minuto fa c'erano addirittura due fanfare qui, la Cadore e la fanfara di Conegliano a fare un carosello, ma poi è tutta la città che è un continuo di musica eccetera eccetera. Però io devo dirvi due cose intanto che sono capitate oggi pomeriggio. La prima, il fatto che c'è stata la celebrazione della Santa Messa e c'era presente il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha una domanda legata agli americani e al fatto che Trump vuole portare via gli americani, le basi americane dall'Italia. Ha detto: i frutti li riconosceranno. E devo dire che è una battuta che non passerà inosservata. Questo proprio qualche minuto fa mentre stavamo preparando il collegamento. Altra cosa importante invece, quello che ha detto il vescovo Marco Tasca, vescovo di Genova, nativo di Sant'Angelo di Piove di Sacco, quindi un veneto, ricordando proprio gli alpini come faro di solidarietà. E solidarietà è appunto quello che come dire, si sente da questa città, una città che sta abbracciando gli alpini che si sono sostanzialmente impossessati della città in maniera pacifica, in maniera positiva. Vediamo solo gente che condivide, che vive e che sorride alle penne nere. So che ho pochissimo tempo, altrimenti leviamo tempo alla diretta di questa sera e quindi Lina, con queste immagini ti restituisco la linea perché so che devi lanciare un servizio. A te la linea. Grazie Lucio. E allora vi ricordo dalle 21:15, lo avete già sentito dal collega, la serata alpina, vedremo la grande rassegna dei cori delle penne nere dal Teatro Carlo Felice, poi collegamenti dalle piazze, dal porto, dalla nave degli alpini con i nostri inviati. Domani poi, ve lo ricordo ancora una volta, dalle 7:30 per tutta la giornata la diretta non stop per raccontare il momento clou, lo sfilamento delle penne nere con i commenti e la possibilità di mandare come sempre i vostri messaggi da casa. Ed è festa grande anche in piazza San Marco, c'è stato il corteo acqueo per festeggiare la Serie A del Venezia. Dalla piazza dove c'è l'entusiasmo dirompente dei tifosi, il nostro Lorenzo Maier in diretta con Simone Merlo. A te Lorenzo. Buonasera Lina, grazie della linea, una serata davvero straordinaria, il corteo acqueo. Adesso vi parliamo da piazza San Marco, proprio da sotto il palco, dove le immagini di Simone Merlo vi stanno facendo vedere Andrea Dorante, premiato come miglior giocatore del campionato, 17 gol, e stanno sfilando tutti i protagonisti di questa promozione. Il pomeriggio sta andando davvero molto bene, il corteo acqueo è stato suggestivo, tutto si sta svolgendo in perfetto ordine con canti, balli. C'è la nuova presidente del Venezia Football Club, Francesca Bodi, molto scatenata nelle danze. Adesso sta parlando Andrea Dorante che sta ringraziando i tifosi e infatti sentite gli applausi dei tifosi. Gianluca Di Marzio sta chiedendo le curiosità adesso a Andrea Dorante, che ha ribadito che il gol più bello è stato quello con l'Empoli. Davvero un inizio di un percorso, anche se questa è una promozione, perché già qua tutti stanno pensando alla Serie A e a un progetto che ha delle basi. Adesso entrerà sul palco Giovanni Stroppa, confermato anche per la prossima stagione come già avevamo anticipato. Ecco Giovanni Stroppa, e con questo Lina, se sei d'accordo, vi restituiamo la linea lasciando le immagini a Giovanni Stroppa. Grazie al nostro Lorenzo Maier, davvero bellissime le immagini di Simone Merlo che arrivano da piazza San Marco. E allora due bellissimi collegamenti per vedere dove siamo in questo momento con i nostri inviati. A me non rimane che ringraziarvi per averci seguito. Vi ricordo adesso le previsioni del tempo, a seguire come sempre l'edizione di Venezia. Ci ricollegheremo col nostro Lorenzo Maier, e a voi tutti un buon proseguimento. Arrivederci.